Ciao a tutti, bentornati a 101 Storie Zen, questo piccolo appuntamento in cui eh, usciamo, almeno con la mente e non proprio fisicamente, da quella che è la routine quotidiana. Non possiamo ancora praticare, ma alleniamo la mente, ok? Passiamo alla prima storia, ne faremo una Zen stasera e poi faremo una piccola lettura di quello che è uno dei libri più belli secondo me dell'Aikido, scritti da John Stevens e riguarda i canti del cammino del fondatore, quindi tutta una serie di, potremmo chiamarli haiku, quindi delle poesie vere e proprie per quanto riguarda l'Aikido. Passiamo alla nostra storia zen. Tutto è il migliore. Questo è il titolo. Camminando per un mercato, Banzan colse un dialogo tra un macellaio ed un suo cliente. Dammi il miglior pezzo di carne che hai, disse il cliente. Nella mia bottega tutto è il migliore, ribatté con forza il macellaio. Qui non trovi un pezzo di carne che non sia il migliore. A quelle parole Banzan fu illuminato. È molto particolare la storia perché spiega come sia la mente umana che crea le differenze, che crea una sorta di classifica di ciò che è bene, ciò che è male, quando quello che dovrebbe essere la visione un po' più orientale delle cose fa capire che è l'unione che fa la differenza, cioè non c'è bene se non c'è male, ma non è che c'è un solo bene, solo male e tra il bene c'è un bene migliore di un altro bene. L'idea dovrebbe essere quella di saper riconoscere sia l'uno che l'altro e non immaginate come fanno gli occidentali, c'è solo il sistema 1 e 2, bene e male. Non è questa la scala di valori. La scala di valori un po' più orientale è probabilmente questa, il fatto che insieme coesistano, vivano e si alimentino e siano costantemente in conflitto sia il bene che il male. Non esiste l'uno senza l'altro e non è possibile fare una scala di valori tra qual è un pezzo di carne migliore rispetto a un altro pezzo di carne. C'erano altre storie zen a questo proposito sempre nel libro. In uno si dice che l'universo è visto dall'occhio del monaco, l'universo è il monaco e quindi l'universo che cos'è? In realtà tutto passa tramite la coscienza, tramite la mente del monaco, l'occhio del monaco che lo filtra, fa una sua idea di universo, eppure il monaco in carne e ossa, in corpo e fisico, ha anche egli stesso universo. Quindi è bellissima questa altra parabola che vi ho appena detto, che fa capire come una parte e il tutto siano assolutamente intrecciati e indivisibili da un certo punto di vista. Era carina questa storia, anche perché il fatto che ogni tanto ci mettiamo noi nell'ottica di ma questa cosa mi è piaciuta di più di questa, mi è piaciuta, sono piccole selezioni personali e sono piccole, se volete passarmi il termine, dei piccoli vizi che ci creiamo noi per quella che è la nostra soggettività, per la nostra coscienza. Perché Banzan riesce a essere illuminato? Perché supera la sua coscienza. Quindi il bello di questa storiella era questo, il fatto di riuscire a capire che il microcosmo e il macrocosmo sono veramente ben collegati tra di loro e c'è qualcosa di indescrivibile su questo che lo fa la persona che riesce ad andare oltre la sua singolarità e a essere superiore nello spirito, a essere, è brutto anche dire superiore, ad essere aperta allo spirito degli altri. Questo probabilmente è l'insegnamento che volevano darci. Ovviamente è anche una mia piccola interpretazione, non prendete tutto perfettamente alla lettera. Questo è quello che nel mio piccolo e nel mio poco io riesco a credo d'aver compreso, ok? Passiamo invece a quello che è l'aneddoto di Aikido. Allora, il libro è questo qui, l'essenza dell'Aikido, è praticamente tratto da John Stevens, però tutte le scritture e tutti quelli che sono i canti del cammino o gli insegnamenti spirituali sono di Morihei Ueshiba, il fondatore dell'Aikido. Da praticante, devo dire la verità,
unire la parte tecnica alla parte filosofica, e questo libro ne è un ottimo esempio, riesce a farti capire come Moriei voleva intendere l'Aikido, quindi le forme geometriche, il fatto che ci fossero delle affinità universali, quindi dei corrispettivi tra fuoco, acqua, situazioni quindi più rigide, più esplosive, più fluide, quindi capire meglio i lavori di Juvazza. Quindi mi viene proprio da dire, leggetelo, se siete dei praticanti di Aikido, spendetevi questi 16-18 euro per quello che è un libro secondo me fantastico. E ora proverò a leggervelo in giapponese prima e poi la traduzione. Questi canti del cammino servono più che altro a ricordarci che tutto è collegato. Nella tecnica, soprattutto nella parte di Aikido, deve esserci tutta la fase di corpo, mente e spirito. Tutto è veicolo per riuscire a costituire quella che è una tecnica verso la perfezione, dove si tende alla perfezione, ma che non si raggiunge mai. Non esiste un livello prestabilito. Non c'è una parte migliore, mi viene da dire, dell'Aikido, ma bisogna sempre cercare e studiare e praticare e praticare. Questo dovrebbe essere il senso, collegandomi anche all'altra storia zen di poco fa. Allora, il canto che vi vado a leggere è questo qui. Ametsuki ni Kimuzubi nashite naka ni tachi kokoro ga mae wa Yamabiko no michi. Unisciti a cielo e terra con il cuore pronto a ricevere l'eco della montagna. È una cosa bellissima, secondo me, per me fa capire ad esempio quando bisogna partire con gli attacchi di showman o di yokomen, ma essere sempre pronti a ricevere, allerta, e anche apertura, cioè non solo proprio fisica come guardia, ma anche un'apertura mentale a ricevere quello che è un avversario. Non c'è cattiveria in questo, c'è solo apertura. L'idea dovrebbe essere quella di non riuscire a controllare e dominare l'avversario perché si è superiori tecnicamente, ma sapere il fatto che siamo mossi dagli stessi principi, dalle stesse velleità, dagli stessi principi di rabbia, di amore, di forza, e quindi questi scontri che possiamo avere hanno natura umana e matrice umana. Più noi ci chiudiamo, meno riusciamo a uscire dai nostri schemi. Più noi restiamo in apertura, in ascolto, come dicevo già nelle prime storie zen, più riusciamo a controllare, a padroneggiare meglio la nostra tecnica, e questo ci permette nell'aikido, in questo caso, di riuscire a controllare meglio il nostro avversario senza sottometterlo, senza offendere, senza ferire. Scopo è sempre quello di avere una situazione pulita, controllata, ovviamente senza recar danno all'altro. Io vi saluto, so che oggi ne ho fatte 2 di storie. Vi dico anche che per domani, quindi sabato e domenica, vi lascio in pace, così non vi disturberò più con questi video, e ci vediamo e ci sentiamo lunedì. Un abbraccio a tutti, ciao ciao!